non andammo a scuola prendendoci per mano, corremmo verso i campi e come due bambini, cantando noi lanciammo un aquilone che andava su nel cielo. Ed è proprio qui a Castiglione del Lago, sul lago Trasimeno, uno dei borghi più belli d'Italia, che si svolge una delle più importanti manifestazioni aquilonistiche d'Europa. Un appuntamento per tantissimi appassionati che riesce a coniugare insieme la bellezza degli aquiloni, la bellezza del borgo, lo stupendo paesaggio del lago Trasimeno. Per far durare il giorno ancora un po', ed eri ancora mia. Qui ci sono centinaia di aquilonisti che vengono un po' da tutto il mondo e ci sono bambini, ci sono anziani e tutti si divertono a far volare e giocare con gli aquiloni. Qui ne potete vedere di tutti i tipi letteralmente, quelli semplici per i bambini, le losanghe classiche e sino ai cellulari. I cellulari non sono i telefonini ma sono degli aquiloni formati con tanti piccoli elementi chiamate cellule che si ripetono. In questo aquilone la cellula è formata da un esagono che si ripete svariate volte, tantissime volte, e poi fa volare così in un blocco solo tutto l'aquilone. In quest'altro invece abbiamo dei triangoli che formano le cellule. Per chi non conosce il mondo degli aquiloni è quasi impossibile che una struttura come questa possa volare. Invece, come vedete, vola e bene. Questo è un treno di 150 aquiloncini, sono 150 losanghe costruite appositamente per il 150enario dell'Unità d'Italia. Come vedete sono tricolori, quindi bianche, rosse e verdi, e se possiamo fermarci magari illustrando il materiale di cui sono composte, di cui sono costruite artigianalmente, vedete che è semplicissimo cartene delle bustine della spesa, degli shopper di supermercato, con due stecchini di bambù, di midollino di bambù e un nodino al centro che serve poi a vincolarli, a fissarli al cavo portante che è un ritorto di nylon. La coda ha funzione stabilizzante per portare e favorire il volo dell'aquilone. In questo caso siamo all'ultimo dei 150 aquiloncini, abbiamo la possibilità di vederlo tutto in volo. Questa è una soddisfazione. In sostanza avere la possibilità di tenere in mano una cosina di questo genere è un gioco che rilassa e comunque affascina. E tu volasti via, e tu volasti via.